Allora, in questo capitolo che apriamo insieme ai nostri esperti, i nostri ospiti che adesso vi presento, parleremo di parecchie problematiche che riguardano soprattutto, principalmente, le persone più anziane che sono andate in pensione. Qui parliamo di lavoro autonomo, in particolare di ex artigiani o dipendenti del settore artigiano, quindi anche piccoli imprenditori, comunque lavoratori che si sono fatti da sé negli anni che furono e che adesso vivono un momento di, teoricamente, alcuni di riposo e tranquillità, altri lavoricchiano ancora, ma che incontrano, come tutti quanti noi cittadini, parecchie difficoltà che sono legate a un insieme di situazioni che non vengono ancora risolte, che si auspica che trovino una soluzione. Abbiamo parlato più e più volte con le varie cariche anche istituzionali, ma purtroppo ci troviamo sempre quasi a un punto di partenza. E allora, ben ritrovato Fiorenzo Pastro, presidente dell'ANAP del Veneto, grazie di essere qui con noi, che è l'associazione dei pensionati della Confartigianato sostanzialmente. Ben arrivato anche Raffaele Giordanazzo, che è vicepresidente vicario sempre dell'ANAP del Veneto. Certo. Allora, avete due competenze che si intersecano, quindi interagirete in questa chiacchierata. Il primo punto che interessa tantissimo alle persone anziane, come si diceva anche prima fuori onda, non può non essere che la sanità. Quindi la salute è più fragile come si invecchia e a volte risulta particolarmente difficile, specioso dover star dietro a tante piccole problematiche di carattere anche burocratico. Ci si aspetterebbe liste d'attesa rapide, poi ne parleremo con lei, ci si aspetterebbe una sanità al servizio del cittadino, ma qual è il problema, Presidente? Il problema adesso, che voi riscontrate, insomma. Il problema, come diceva lei, che adesso il problema è che si vive di più, per fortuna si vive di più, ma c'è il rovescio della medaglia che appunto vivendo di più ci sono i problemi di salute, no? Il problema adesso è che noi, bisogna dire che la verità, la Regione Veneto fino alla pandemia non avevamo grossi problemi, tanto è vero che la Regione Veneto, perché lo devo dire, nonostante che ci siano, non è tutto perfetto, era anni e anni che vinceva i famosi LEA, cioè i primi classifiche con i LEA, i livelli essenziali di assistenza. Infatti è vero, io non sentivo tante persone lamentarsi prima, se no dopo, adesso proprio sembra che sia successo qualcosa di catastrofico. È successo qualcosa che ha fatto saltare il sistema, diciamo in qualche maniera. E il sistema è saltato perché non eravamo preparati, no? È stato un evento eccezionale, incredibile, un nemico invisibile, perché bisogna dirlo, io faccio una battuta, non voglio sparare contro la Croce Rossa, come si usa dire, però cioè, non toglie che la realtà è questa. La realtà si è bloccato tutto, gli ospedali erano bloccati, ci sono state rinviate tutte quelle famosi screening, visite, interventi, operazioni, è successo un macello, insomma, diciamo, soprattutto quelle programmate. No? Cosa ha creato questo? Ha creato un ingorgo che purtroppo... Cioè quando sono riprese le visite non se ne veniva fuori. Non ci siamo ancora ripresi. E poi nel frattempo quello che è successo anche che molto personale, sono andati in pensione, chi doveva farlo? Parliamo di medici di base, se vogliamo cominciare subito a mettere le dita nelle piaghe. Chi doveva farlo non ha programmato, perché io 30 anni fa già sapevo che a 70 anni circa andavo in pensione. Avevo programmato un'eventuale o chiusura, successione o qualcosa del genere. Ma un qualsiasi imprenditore programma quando un proprio dipendente va in pensione, magari un anno prima, 2 anni prima, 5 anni prima, assume delle persone per prendere lo spazio. Beh, chi ha programmato, per esempio, la storia dei medici di base, con le famose liste chiuse, con il numero chiuso di quelli che potevano andare all'università a fare medicina, ha programmato male, perché ci siamo trovati senza medici di base, perché man mano che vanno in pensione non riusciamo a rimpiazzarli. L'hanno rimpiazzati come? Alzando il numero dei soci assistiti, però cosa succede? Che però questo ne scade la qualità, perché la qualità, uno prima aveva 1500 che poteva avere il massimo, adesso ne ha 1800 o anche di più. Sì, anche calcolando che le persone anziane sono sempre di più, quindi bisognose di salute, una salute fatta di tanti step, e se aumentano questi come si fa a star dietro? Questo è il tema, diciamo, quello di autorità, quello più vicino a noi, no? Perché il medico di base è quello che è più vicino a noi, come prima, quando c'è bisogno del dottore andiamo dal medico di base, è chiaro, no? E purtroppo questo ha innescato tutta una serie di problemi che li stiamo vedendo tutti i giorni, insomma stiamo vedendo, perché allora gente che non va più dal medico perché non lo ha, perché non è solito di piazzarla, vanno ai pronti soccorsi, i pronti soccorsi li vediamo quasi sempre pieni, chi ha la sfortuna di andare, ci sono liste di attesa da non finire, anche i pronti soccorsi, cioè è tutto un meccanismo che purtroppo
del Covid ha fatto saltare tutta questa macchina che andava abbastanza bene, perché qua da noi in Veneto nessuno faceva i viaggi della speranza. Qui in Veneto ci si curava tutti, non dovevamo andare chissà cosa. Invece dalle altre regioni sì, vengono in Veneto per farsi Anche persone curare. anziane? Anche persone anziane. Questo è il discorso. E quindi liste d'attesa adesso? È logico che mancando i medici mancano anche le possibilità di curare, oppure manca la possibilità di andare all'ospedale e fare determinate visite, determinate operazioni. Per esempio, io dico, uno che deve fare una cattarata oggi deve aspettare 1 anno e mezzo per avere un intervento, o se no bisogna andare al privato, ma andare al privato non tutti hanno la possibilità di farlo. Quindi 1 anno e mezzo, 1 anno e 3 mesi è troppo, è tanto. Poi ritengo anche che ultimamente ci portano a essere violentati psicologicamente, perché tutto è nato app e tutte queste cose qua. L'anziano deve essere agevolato in determinate prenotazioni o roba del genere. Quindi si è instaurato un rapporto di sfiducia, di malessere, però è di isolamento tra l'altro, perché non si curano. Quindi io direi che basterebbe poco anche incentivare la telemedicina. Secondo me è un aiuto, una prevenzione più rapida. Dopo vediamo i risultati, perché sono tutte ancora sperimentali queste cose. Ecco, però il discorso che voi l'avete portato anche all'attenzione, tra l'altro istituzionale, di queste liste d'attesa a cui non se ne viene a capo, anche perché poi ci sono persone che hanno, per fare prevenzione, comunque hanno bisogno di un certo tipo di diagnostica abbastanza rapida, se non la possono fare, non possono fare neanche poi la visita specialistica che va a valutare la diagnostica, insomma sono veramente delle cose carambolesche. Le posso affermare che ultimamente, grazie anche al nostro intervento, alla nostra preoccupazione, all'assessore della sanità, stanno rimediando a questo problema, stanno rimediando, ma non a tutte le patologie. Infatti no. Quindi mi auguro che riescano a incrementare personale per poter soddisfare queste cose. Però effettivamente alcune visite, alcune patologie stanno dentro i tempi, ma alcune patologie sono state trascurate a anni, non si può aspettare 1 anno. Se uno non ci vede, si blocca, non può neanche guidare la macchina per una semplice operazione di mezz'ora. Certo, di mezz'ora, non si può. Quindi c'è qualcosa che non ha funzionato o non ha programmato, come diceva il mio presidente Pastro, perché effettivamente c'è questo problema. Cerchiamo di risolverlo bonariamente, in amicizia. Noi non siamo qua per criticare, noi siamo qua per aiutare a fare meglio, perché noi siamo i rappresentanti legali degli anziani. Se non chiediamo questo con l'occhio, questa condivisione, tutte queste cose qua, vuol dire che non stiamo facendo il nostro lavoro, mentre noi vogliamo fare il nostro lavoro, vogliamo il dialogo e vogliamo anche, come ho detto in tante occasioni, se uno chiede una visita che abita a Cittadella, che io abito a Cittadella, non può essere una visita come era prima con la lista d'attesa e ti mandano a scrivania, oppure quelli a scrivania mandano a Cittadella. Ho chiesto e mi sembra che con piacere posso dire uno da Cittadella massimo va a Camposampiero ultimamente. Che logisticamente è più e quindi facile. È logico, un anziano come può fare 70 km per fare una visita? Rinuncia? Oppure deve avere un figlio che lo accompagni? Quindi queste piccole cose stanno rimediando, però c'è ancora una mancanza di personale che proprio per questo motivo viene allungato i tempi di esecuzione. Naturalmente stanno facendo anche un'altra cosa, la sanità veneta, stanno ingaggiando magari a contratto semestrale del personale da fuori provincia o da fuori, addirittura sarà anche fuori nazione. Attraverso le cooperative. Queste cooperative però hanno un costo enorme queste, perché i soldi che potevano stare dentro la sanità la danno alle cooperative, perché non vengono grasti, mi sembra che vengano a cifre astronomiche. Un'altra cosa molto importante è questa, che
uno che va da un'agenzia non può avere la professionalità che può avere uno che ha fatto il corso, che è maturato sul territorio, che conosce le problematiche della ULSS di competenza e così via. Quindi non so se la professionalità sia proprio al 100%. Cooperative, sono cooperative che... Cioè non c'è magari la familiarità anche con i colleghi, esatto, l'hanno seguito il paziente. Anche la paga sulla spalla, la parolina. Le porto solo un paragone veloce. L'altro giorno, dopo un anno e 3 mesi, mia moglie si è operata la catarata su un occhio. Ho visto una cordialità, un medico di Campo San Piero, una cordialità di fronte dei pazienti che non avevo mai visto da anni. Veramente sono gladiatori queste persone, perché operare ogni mezz'ora dalle 8 a mattina fino alle 11 sono gladiatori, ma sono pochi. Quindi dal punto di vista umano, le dice, un grande riscontro, una grande disponibilità con un carico di lavoro rilevante. Esatto. Quindi... ma le dico, mi sono sentito sollevato, perché se questo è l'atteggiamento dei medici, dico sono dei gladiatori. E a questo proposito accennava prima il discorso che ne avevate anche voi fatto degli approfondimenti della telemedicina, no? Che poteva andare in supporto soprattutto a chi logisticamente, appunto, l'anziano che non può spostarsi, che ha difficoltà a muoversi, che vive in zone anche un po' fuori portata e che soprattutto a una certa età non è così automatico che tutti possano guidare, fare tanti chilometri, insomma, oppure che abbiano i familiari disponibili a scortarli ovunque, no? Quindi telemedicina funziona, c'è stato un passo avanti. Allora, quale telemedicina voi avevate auspicato? Noi abbiamo fatto proprio anche uno studio, un lavoro apposta per quanto riguarda il tema della telemedicina. È il futuro sicuramente, non è certo il futuro prossimo proprio da dire, perché per mettere in moto questo meccanismo sicuramente i prossimi anziani, quelli che saranno anziani fra 5 anni, saranno agevolati, perché le persone più giovani di noi sono già anni che adoperano i sistemi digitali, col telefonino, col computer, per lavoro, per hobby, quello che vuoi, sono più agevolati. Forse la fascia di età ancora di quelli che siamo noi, che siamo degli anni 40, probabilmente hanno qualche difficoltà per quanto approcciarsi col mondo digitale, no? Però la telemedicina è il futuro sicuramente, perché mancanza di personale nell'ospedale, meno che vai all'ospedale meglio è, perché succede che vai all'ospedale magari per farti la catarata o qualcosa, puoi venire a casa magari con qualche altro virus, magari, perché è successo questo, perché adesso non ti fanno entrare, ma non ti fanno entrare anche per le visite dei propri parenti, dei propri genitori, perché giustamente bisogna isolare il più possibile. La telemedicina è il futuro. È molto semplice, non è costosa, perché c'è la possibilità di monitorare le persone che non si possono muovere, perché magari hanno difficoltà, non hanno i figli, sono persone che vivono da sole, sono monitorate 24 ore su 24, qualsiasi problema lo possono vedere già sulle stazioni dove ricevono il segnale, no? Adesso poi con la tecnologia del 5G, poi questa qua sarà sempre più facile, oltretutto. Io mi auguro, spero che questa venga diffuso il più possibile. Voi per adesso l'avete riscontrato in ambito cardiologico? Sì, ne abbiamo, ma guardi, io ho un'esperienza che mia personale già da 5 anni fa io già facevo, perché magari io ho delle esperienze digitali, ma già per conto mio avevo già gli strumenti che avevo comprato in America, dove ero in contatto con il mio cardiologo, che ce l'ho ancora adesso qua attraverso un'app, il telefonino e l'orologio che spedisco il tutto, no? Però non tutti sono abituati a queste tecnologie. Però c'è ancora, ma diciamo che siamo agli inizi, insomma, non è che sia sviluppata, perché io mi sono informato con una serie di ospedali, ci sono gli approcci più che altro cardiologici, che sono forse i più semplici da monitorare, ma oltre alla telemedicina ci sono anche quegli strumenti che ti danno la possibilità, per esempio un anziano che è a casa da solo, se cade, se uno cade per terra, danno il segnale d'allarme, perché uno che rimane a terra per ore e ore e ore, è uno di tanti casi che succedono purtroppo. Ecco perché anche noi sul nostro problema della casa amica, la casa sicura, che abbiamo fatto proprio uno studio, un convegno apposta su questo tema per gli anziani, abbiamo proprio fatto tutta una serie di suggerimenti
per bonificare le proprie case, ma includendo dentro anche il sistema di telecontrollo di telemedicina, perché quando un anziano è da solo e cade a casa può rimanere che 10 ore, perché certo, è capitato, sì, io conosco gente, si è rotto la gamba, non riusciva, il telefono era magari in bagno o forse in cucina e sono caduti e non riuscivano ad alzarsi, no. La telemedicina sicuramente è il futuro, però non è un futuro proprio prossimo da domani mattina. Io auspico sicuramente, è un grande aiuto per gli anziani. Qua però si allaccia all'altra questione che ne avevamo parlato anche insieme, della istruzione, informatica, crescita, educazione, anche l'ABC informatico che, come lei accennava, ma anche lei vicepresidente, non è di tutti, non è da tutti, però la tecnologia va avanti, bisogna avere queste contezze, che effettivamente non sono così semplici o immediate. Basti pensare che l'anziano deve fare lo SPID, non è proprio la cosa. Anche perché fare lo SPID, l'ho provato io l'altro giorno, mi è arrivata la carta d'identità, non eravamo a casa perché mia moglie era sotto operazione, quindi non ero a casa, mi arriva il bigliettino di chiamare il numero verde, e dopo 3/4 d'ora ho buttato via tutto. Se vogliono portarmi me la portano, se no se la tengono, perché è impossibile contattare un container per avere indietro la casa. Adesso devo aspettare 10 giorni per andare a Cittadella, perché allora la trasferiscono dopo 6 giorni in sede. Ma perché che procedura c'era? Sempre una procedura? Tu apri il numero verde, vuoi parlare numero 1, ma tutto in fretta. Se vuoi fare questo, dici sì, oppure dici no. Dici sì, non ho capito. Dici sì, dico sì e non ho capito. E va avanti con questa storia e tornava indietro, non ho capito e così via. Ma questi sono servizi o sono disservizi? Chiunque vuole provare lo faccia. Io sono... provate, voi che siete anche tecnologici. Sono andato a reclamare in posta, mi hanno detto, ho provato anch'io, dopo 20 minuti sono riuscito ad avere una persona che mi dava udienza. Dopo 20 minuti un tecnico. Quindi non si può fare così agli anziani, scusatemi, dobbiamo agevolarli. Poi un'altra cosa che vorrei sottolineare in questo momento: la depressione e la solitudine è il male peggiore che può avere un anziano, perché in poco tempo si riduce anche tutte quante le attività motorie che può avere. Difatti auspico che più presto possibile, siccome che andare nelle case di riposo non tutti hanno la possibilità con i costi che costa, però avere case di comunità, secondo il mio punto di vista, dove un gruppo di anziani può essere collocato. Ci sono le case di comunità. Ci sono, ma non sono sufficienti. Sufficienti. Allora, torniamo su questi temi, abbiamo la pubblicità che incombe. Volevo chiudere anche il capitolo digitalizzazione, dando la parola anche a lei, Presidente, a questo riguardo, poi andiamo anche all'aspetto socializzazione, eccetera. Pubblicità, pochi secondi.